Ha accostato l'auto lungo la corsia d'emergenza del viadotto, è sceso e si è lanciato nel vuoto a fare da sfondo alla tragedia il viadotto del Restello, il tratto di autostrada A27 che attraversa la Valla Pisina tra Vittorio Veneto e il Fadalto, zona già tristemente nota in passato per altri gesti estremi. Vittima poco prima delle 13 di oggi un uomo di 57 anni residente nella provincia di Treviso. Sono stati gli altri automobilisti in transito in quei drammatici momenti a dare l'allarme. Il 57enne si trovava al volante della sua macchina e si dirigeva verso Belluno quando ha fermato la vettura, l'ha lasciata sulla destra, a ridosso della barriera laterale del viadotto, l'ha scavalcata e si è gettato di sotto. Inutile ogni tentativo di soccorso. L'equipaggio del suo M118 è arrivato in pochi minuti in via Sorgenti, la strada sottostante, in località 9 San Floriano, una laterale della 51 di Alemagna, dichiarando il decesso dell'automobilista. Sull'episodio stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso gli agenti del distaccamento autostradale della Polstrada.